Nel Museo di Storia Naturale di Venezia si può ammirare la ricostruzione di una Wunderkammer, la Camera delle Meraviglie, una consuetudine cinquecentesca con la quale gli studiosi amavano raccogliere e far vedere ai loro ospiti reperti raccolti o fatti arrivare da ogni parte del mondo. Fra le curiosità della Wunderkammer veneziana vi sono due basilischi, animali leggendari ma che a lungo si credettero realmente esistenti ed esistiti, ma in realtà frutto della manipolazione di abili falsificatori. Il Museo veneziano ne mostra due, uno cinquecentesco che è attribuito a Leone Tartaglini di Foiano della Chiana, un imbalsamatore toscano che visse in città proprio in quel periodo, e un altro composto da più parti di animale, una piccola scimmia, una coda di pesce, delle unghie probabilmente di un piccolo mammifero e dei maligni occhietti rossi. La stanza, la Wunderkammer, mostra fra le altre cose una piccola testa mummificata, un paio di vitelli a doppia testa, ma soprattutto la gatta Nini, la gatta del doge Francesco Morosini, il peloponnesiaco, che misogino fino all'eccesso non si sposò mai, ma era attaccatissimo appunto al suo gatto che volle far mummificare dopo la morte con un topolino fra le zampe.